Eccoci qua. Ciao. Questo è il mitico Raul, nuovo amico. Oggi siamo sul Brenta. Vediamo cosa riusciamo a fare. Se non prendiamo niente a spinning, oggi andiamo a spinning, a Lucio Perca o quello che verrà. Ci buttiamo a fondo più tardi. Quindi la giornata è bella, è freddo, molto freddo. Sì, è bellissimo. È un posto bellissimo questo. E in teoria la zona si è adatta per questa pesca. Adesso vediamo perché è la prima volta che vengo qui. Quindi è tutto nuovo anche per me. Dobbiamo capire un attimo. Va bene. A dopo. Andiamo qua. Attenzione che qua ci uccidiamo, il posto promette bene, ma bisogna vedere se c'è il pesce. Attento, Raul, guarda che questa si muove. Primo lancio. Provo a lanciare. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. Nada.
Attento, Cazzo! Aspetta che cambio esca. Mi sei corso di un luccio così. Così, Raul. È sotto là. No. Mi sferra una... Ho visto che correria roba piccola. Lui è fermo adesso. Ah? Ti da canna, fatto lanci qua. Vedi che là sei luccio, Dio. No, è sospettoso. Mi metto una gommetta. Guarda che se te vuoi rapala. Qua che ne go. L'è sotto. Sì, l'è fermo. No, non scampa. Ragazzuoli, primo pesce, abbiamo cambiato sport.
Che cos'è? Un bel carassione. Bestia, che bestia. Tu l'hai vista? Ma è una brema. C'è una brema questa. C'è una brema. Signori, t'avevo. Sì, signori, abbiamo catturato, non so se rendo, una bella cicciotta di brem. Non ne ho mai prese tante nella mia vita, ma l'ho presa. Bellissima, fantastico. Abbiamo cambiato perché prima stavamo pestando a spinning ma zero assoluto, e quindi abbiamo detto andiamo come pescavano i primitivi una volta, con il mitico vermetto che non delude mai. Ecco, guardate che bella, bellissima. Rilasciamo subito una bella brem. È andata. Bellissima. Allora, come stavo dicendo, Raul, abbiamo fatto un po' a spinning prima. Abbiamo fatto a spinning, adesso ci siamo stancati di camminare, ci siamo messi semplicemente con 2 canne a fondo. Ne abbiamo provate tutte. Le abbiamo provate tutte, ho avuto un bel inseguimento di un bel luccio grande, perché l'ho anche visto, sarà stato circa 3 kg, ma niente da fare, non ci ho provato con le gomme, ci ho provato col cucchiaino, con tutti i modi possibili e immaginabili. E allora ci siamo stancati e ci siamo buttati con le canne a fondo. Bella giornata, pare primavera, e così vediamo di beccare quello che viene adesso. Il bello della pesca, il bello della pesca, beccare quello che viene. Vediamo se mangiano. Tanto una bella brem. Di continuo gli dai? Quando si deciderà a darci di continuo. Dai, facci vedere il tuo primo pesce di acqua dolce di canale. Si abboccasse ancora. Perché ragazzi, voi non sapete, ma Raul è di Venezia, vicino Uomo Venezia, di mare, di 3 Barena. porti, uomo di mare, ragazzi. Barena, Laguna e via. Prova a muovere un po'. Poco, no, basta, no. Fermo adesso. Sì, basta, fermo là. Prova a vedere se gli dà di nuovo. Era una pantegana. Un pescerato. Un pescerato. È sempre così, quando devi andare via. Sì, no? e incominciano a mangiare. E poi stai là un'altra 3 ore a non prendere più. Strano, Sarà sta qualche scardovetta. Allora ragazzuoli, cosa dice Raul? Niente. Tanto magra, Cristian si è salvato. Sono i 2 mesi peggiori questi della pesca. Febbraio, gennaio e febbraio, il peggior mesi, guarda. È già tanto che abbiamo preso un pesce. Però non ci sono neanche. Comunque abbiamo scappottato, è quello l'importante. E dai, ci salutiamo. Abbiamo fatto vedere un altro posto nuovo che verremo sicuramente a fare una pescata in primavera, così tanto per fare. E niente, saluta Raul, mi raccomando, ecco, seguite Cristian. Iscrivetevi se non vi siete iscritti, se avete domande scrivetemi.